Salute pubblica e occupazione dei lavoratori, diritti da tutelare, interessi aziendali, soldi che dovevano entrare nelle casse comunali e poi tante promesse sospese in un tempo che si è dilatato troppo. I nodi ruotano attorno al futuro dell'ex stabilimento Italcementi di Porto Empedocle. C'è una vertenza aperta rispetto ad una prospettiva incerta non solo del futuro del sito, ma di quello dei lavoratori. Da qui la decisione del prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, di prendere in mano la vertenza e riunire tutte le parti attorno ad un tavolo. Quello che vedete nelle immagini. A confrontarsi i lavoratori che a fine anno vedranno scadere tutti gli ammortizzatori sociali. A loro, circa 25 persone, era stata promessa una nuova ricollocazione in altri stabilimenti presenti in Italia, oppure in eventuali aziende che sarebbero nate nell'area non utilizzata dello stabilimento di Porto Empedocle. Ma sul tavolo di oggi a tirare la corda anche gli interessi comunali e soprattutto quelli aziendali. A far da cuscino i sindacati, ma cresce l'amarezza dei lavoratori. Fra breve ci scadranno tutti gli ammortizzatori sociali, resteremo proprio disoccupati, qui ad Agrigento lavoro non ce n'è, quindi saremo disoccupati a vita. Non sappiamo più cosa fare, siamo tutti pieni dal panico, non sappiamo più dove rivolgerci. Spero che l'incontro di oggi si risolva qualcosa, anche se sono un pochettino spiduciato di questa cosa, però speriamo che si risolva qualcosa. Quanti siete senza lavoro? 25, E quante unità ci lavorano al momento? ma pochissime persone, neanche 30 persone ci sono che lavorano all'Italcementi. Eravamo un bel po', ma ci hanno tagliato tutti fuori, però l'Italcementi si è usato proprio per 25 persone. Un colosso come l'Italcementi si fa confondere per 25 persone, che volendo ci poteva sistemare per tutta l'Italia, almeno qualcuno poteva sistemarlo, ma non l'hanno fatto. Quindi voi chiedete di essere assunti magari anche altrove e non perdere il posto di lavoro? Ma oggi noi facciamo ancora domandine per l'assunzione anche fuori, ma senza nessun risultato. Io ho fatto 3-4 domandine, ma niente da fare, non c'è proprio niente da fare, anche per fuori, per l'estero, dappertutto, ma niente da fare completamente. Quale può essere il futuro di questo sito dell'Italcementi? Può essere riconvertito? Si può fare un altro tipo di industria? O vedere se riesce a svilupparsi di nuovo questo sito di Porto Empedocle, se no cambiare sito e basta, è inutile, se una cosa non può andare, c'è poco da studiare. E poi anche il sito, per lavorare con pochissime persone lì dentro, non so a che punto gli converrà andare avanti così ancora per quanti anni, non si saprà sicuramente. Si è parlato della cordata della cainite? Ma si ha parlato di tante cose, non solo di cainite, altre cose, però la conclusione è che non si fa niente completamente. Anche il sindaco di Porto Empedocle aveva accennato qualcosa, poi non si sa dove è andata a finire questa qualcosa, tutti parlano, ma alle fatti concreti non c'è niente completamente.